Eccoci qua ancora insieme, cari telespettatori. Allora, questo è un bel periodo perché si può parlare, non era quella stagione intermedia, di prospettive, di stare all'aria aperta, di rilassarsi, di divertirsi, di vedere cose molto interessanti e belle, di dedicare del tempo alla propria salute, al proprio benessere. Stando, non vestiti pesanti, togliendosi le giacche a vento, mettendosi anche in costume da bagno, perché no? E vi voglio portare insieme ai nostri ospiti, ai nostri esperti che vengono proprio da là, quindi con un pizzico di invidia, a visitare Chioggia, bellissima, e i lidi di Sottomarina, ma non solo, adesso vi racconteranno bene i nostri ospiti. È un'opportunità per vedere degli scorci diversi, con un'ottica prospettica diversa, e di scoprire delle bellezze anche naturalistiche che forse non tutti conoscono, e chi le conosce le rivede, perché poi anche questo è molto bello. Con chi lo facciamo? Allora, vi presento innanzitutto prima le signore Francesca Pinelli, grazie di essere qui con noi, direttrice consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia, e poi presidente di Federalberghi Chioggia e Sottomarina Lido, Giuliano Boscolo Cegion. Grazie anche a lei, dottore. Buongiorno a tutti. Allora, l'occasione per andare, per prospettare delle vacanze, ma perché no, anche un weekend lungo che fa bene alla salute. Poi parleremo di salute, ma lo faremo con la direttrice. Stiamo parlando dei lidi di Sottomarina e di Chioggia. Che cosa si tratta, Presidente? Sì, Presidente. Il Lidi di Chioggia è una costa che parte da Chioggia e va fino alle foci del fiume Adige, perché includiamo dentro anche la splendida e naturalistica Isola Verde, che è un'area di circa 4 km, molto attrezzata, e ha totalmente un turismo differente di quello che c'è a Sottomarina, perché Isola Verde è proprio improntata sulla natura. Che si visita poco, vero? Si conosce poco, si dà più per scontata per un certo tipo di turismo stanziale, no? Sì, diciamo non è pubblicizzata come dovrebbe essere, però è molto frequentata, di un turismo di nicchia, un turismo di qualità, alto spendente. Per cui ci sono delle residenze? Sì, ci sono moltissime residenze anche private, ma ci sono anche delle ottime strutture ricettive, villaggi turistici. Infatti a Isola Verde c'è l'unico villaggio 5 stelle del comune di Chioggia. Questo è prestigioso, caspita. È molto prestigioso, sì, 5 stelle. Che differenza c'è dal punto di vista ambientale tra Isola Verde e Sottomarina, per chi non conosce la zona? Magari chi ci sta seguendo da Verona, anziché da Vicenza, non c'è mai stato, insomma, o da Treviso, va di solito da altre parti, ma non frequenta queste zone. Diciamo, Isola Verde è una località che si distingue proprio per lo stato naturale che riesce ancora a conservare, ed è un valore aggiunto, in special modo in questi anni che stiamo parlando sempre di sostenibilità, di natura. Invece Sottomarina si differenzia per la grandissima qualità dei servizi offerti, in special modo anche per la disabilità. Sottomarina è proprio specializzata in tantissimi servizi anche per lo sport. Ecco, questo è anche molto importante. Lei accennava al discorso della disabilità, noi ci siamo visti anche altre volte in altre nostre trasmissioni e abbiamo dedicato poco qui a questo aspetto che invece è molto interessante, riguarda né bene né male tante persone e tanti appassionati anche sportivi che hanno delle disabilità. Perché è adatta a questo target anche? Per le attrezzature che negli anni gli stabilimenti si sono attrezzati, si sono forniti, addirittura alcune spiagge che sono appartenenti all'associazione Ascot, tra i quali noi collaboriamo come Federalberghi, è attrezzata anche di carrozzine che riescono a portare il disabile anche in acqua. Cioè proprio hanno le gomme, diciamo, proprio dei gommoni, mini gommoni, che si riesce a portare fino sull'acqua la persona che non riesce ad arrivare, diciamo, diversamente abile, perché noi, la persona che ha delle difficoltà motorie, per noi è una persona di pregio e va sempre di più aiutata e rispettata. Ecco. E supportata. Ecco, come fare per poter fruire anche di queste agevolazioni, di questi ausili, di questi supporti e di questi servizi? Sono tutti attrezzati, basta eventualmente coordinare l'arrivo, magari anche un colpo di telefono, ma anche la struttura ricettiva alberghiera lo stesso, che collabora con lo stabilimento balneare, può indicare o mettere a
disposizione di questi tipi di servizi, ecco, che ormai sono all'ordine di giorno per tutti gli operatori della nostra località. Esatto, da voi. Quali sono gli altri servizi? Abbiamo visto le persone disabili, le persone anche, le famiglie, è una cosa molto importante ricordarlo, sì, ma non soltanto. Sì, una spiaggia che è a misura sia di giovane ma anche di famiglia, perché ha una profondità molto grande ed ha anche diciamo, un mare che è sabbioso e si può rimanere anche fino a 7, 8, 10 metri senza la difficoltà di avere delle buche profonde o della profondità di acqua, e questo rassicura tanto, specialmente il turismo che viene dal nord Europa, perché loro stanno molto attenti ai bambini, stanno molto attenti alla sicurezza e anche, cosa molto importante, all'assistenza sanitaria, che Chioggia vanta un ospedale di primissimo ordine, e poi ci sono dei progetti come l'anno scorso e anche quest'anno che si chiamano Vacanze Sicure, dove a ogni bambino viene dato un braccialetto, viene registrato un codice, sicché se la mamma non riesce a trovare il bambino, magari perché nella folla si è un po' allontanato, tramite il braccialetto, tramite un QR code, si riesce a rintracciare il bambino. Beh, questo è utilissimo però, perché effettivamente credo che sia l'angoscia di tantissimi genitori, tra l'altro. Beh, questo come si fa ad averlo? Questo qua viene distribuito dalle strutture ricettive alberghiere e anche dagli stabilimenti balneari, insomma. Beh, importante. Quindi per i bambini ci sono appunto queste, ci sono anche delle zone gioco, aree protette, no? Sì, Quindi... sì, poi ogni parte di spiaggia, come ogni albergo, si è attrezzato con le parti, diciamo, quella parte, diciamo, ricreativa per i bambini, per le famiglie, e qualcosa molto importante quest'anno che abbiamo adottato all'interno delle strutture alberghiere, ci siamo adottati di servizio anche di babysitter. È chiaro che è un servizio a pagamento, perché non riusciamo a dare tutto compreso, però la struttura ricettiva riesce a organizzarli. Il fatto già che ci sia importante per tantissimi, perché non è dato per scontato, è difficile trovare magari nel periodo di vacanza una persona che possa accudire i propri bambini, no? Certo, abbiamo una convenzione dove delle persone qualificate, nei momenti che la famiglia o i genitori, per esempio, vogliono avere quel momento di relax, la cena un po' particolare, sia sugli ultimi piani degli alberghi, perché riusciamo a fare le cene anche sugli ultimi piani degli alberghi, o per esempio decide di andare a Chioggia a fare la cena un po' particolare senza i figli, riusciamo a dare quell'assistenza che hanno bisogno queste famiglie che vogliono fare quel giorno di coppia romantica a Chioggia. Anche la sera, quindi? Non anche la sera, sì, sempre in base alla disponibilità della persona. I genitori sanno che devono programmarsi, questa è una cosa ormai dato di certo. Certo. Allora, visto che abbiamo parlato dei lidi, della spiaggia, eccetera, abbiamo ricevuto con il vostro intervento precedente diverse email in cui i telespettatori chiedevano da dove viene la sabbia, come viene rimpasciuta la spiaggia, c'è il rimpascimento, diciamo, della costa, da dove viene pescata, ma insomma tutte curiosità relative alla risistemazione degli arenili, di chi è competenza, sono cose magari tecniche, però abbiamo capito che interessano incuriosiscono anche molti telespettatori, Presidente. Il ripascimento, tanto nonostante si dica per esempio che c'è l'erosione ma viene subito sistemata. Con una velocità incredibile. Una velocità incredibile, sì. Di notte, quando lo viene fatto. Proprio i nostri operatori sono da Guinness dei primati. Allora, il ripascimento viene fatto sempre a cura della Regione Veneto, dove stanzia dei fondi per il ripascimento. La sabbia che viene riportata sulla spiaggia è una sabbia testata, pulitissima, perché è la stessa che il mare poi si porta via con le onde, con l'erosione. Quindi è sempre quella sostanzialmente? È sempre quella, anzi forse un po' meglio, perché viene ripulita col mare, viene riportata anche più ristabilita con le sue cose naturali, diciamo, perché viene presa dall'acqua. Ma questo come avviene? Con delle imbarcazioni particolari che la vanno bene? Viene utilizzata, sì, sono delle tubature che aspirano, come un aspirapolvere, diciamo, aspirano la sabbia e la riportano allo stato naturale sulla costa, insomma, è sempre la stessa. Sì, comunque è un bel lavoro, insomma. Un bel lavoraccio, sì. È un lavoraccio che quindi spetta agli arenili, ai proprietari degli arenili, con la collaborazione della Regione? Oppure... Spetta alla Regione con ditte specializzate, con la collaborazione dei gestori degli arenili. Ci sono delle associazioni
molto qualificate nel nostro territorio, tra i quali, ripeto, quella che collaboriamo noi, che è l'Ascot, però ce ne sono anche altri, tipo anche la Gebis, che noi collaboriamo e loro insieme riescono poi a sistemare queste situazioni. Insomma. Ah, perché tanti magari si chiedono ma come mai Baie Sottomarine c'è stato un disastro, maltempo e tutto, incrociamo le dita che non ce ne siano altri, e dopo 2 o 3 giorni già tutto sistemato in linea di massima, salvo movimenti notturni imprevedibili. In altre regioni, magari nel sud Italia, dura una stagione estiva, la spiaggia non viene mai messa a posto. Allora dicono ma è un obbligo di legge, ma chi è di competenza, come mai da una parte viene fatto tutto un lavoro anche importante, perché stiamo vedendo delle immagini della costa e della spiaggia, è una spiaggia enorme, e come ci raccontava tempo addietro, dopo ce lo magari riracconterà la direttrice, una spiaggia che si è anche ingrandita nel tempo, per cui ancora più importante, e da altre parti spiagge più piccole che invece restano così un po' dissestate. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere una spiaggia grande, abbiamo anche una città molto grande, sì, che anche in proporzione, noi abbiamo 48.000, 47.800.000 residenti cittadini che sono turisti. Perché frequentano la località, frequentano la spiaggia, sicché di conseguenza è una spiaggia a misura anche della potenzialità che noi abbiamo di residenti e cittadini. Insomma, poi si aggiungono tutti i nostri carissimi amici della provincia di Padova, Vicenza e Verona, che riusciamo ad arrivare anche alle oltre 100.000 persone presenti costantemente nel territorio. Sono tante, sono tantissime, sono tantissime. Comunque c'è tanto anche impegno da parte delle popolazioni locali di volere e la voglia di tenere questa spiaggia, questo territorio puliti, no? Sì, l'importante è tenerlo pulito, rispettare l'ambiente e tenerlo sempre su una forma più naturale possibile, perché io vedo quando mi confronto nelle strutture ricettive alberghiere con i clienti, vogliono qualità di servizi, prodotti naturali, prodotti anche gastronomici, visto che ci siamo, prodotti gastronomici a chilometro zero, diciamo, noi abbiamo un mercato del pesce, e anche una spiaggia molto naturale, perché vogliono sentirsi coccolati dalla natura, dal benessere, dalla tranquillità. Stare bene, e qui vediamo le strutture di ricettività, abbiamo alberghi con piscine, con centri benessere, strutture anche rinnovate, tra l'altro, che è una cosa anche molto bella, e non soltanto, ce n'è di tutti i gusti, perché ci sono bed and breakfast, ci sono appartamenti, e c'è una certificazione di Chioggia anche, no? Diciamo, abbiamo fatto un decalogo, diciamo, di qualità di servizi, nel senso che, per esempio, queste immagini che vedete sono strutture ricettive, e queste sono oltre le 4 stelle, sono 4 stelle S e si vi avvicinano tanto, forse stanno aspettando il momento giusto per diventare anche 5 stelle. Noi abbiamo fatto un tipo di protocollo con le strutture ricettive alberghiere per avere uno standard di qualità sempre superiore. C'è chi fa parte della nostra associazione di Federalberghi, deve dare di servizi delle qualità sempre superiori, sicché quelli che hanno aderito al protocollo sono circa una ventina, però siamo soddisfatti perché gli standard dell'offerta ricettiva che presentiamo è di alto livello, ottimo livello, anche il riscontro proprio direttamente anche dai turisti, insomma. Infatti, tra l'altro molte strutture, come dicevo, sono state anche rinnovate, e avete con certificazioni energetiche, insomma, di performance energetica, e anche questo è significativo. Sì, questa che state vedendo è una delle ultime che sono state sistemate, diciamo, quasi a zero. Non parliamo di demolizione, ma una ristrutturazione. Una bella ristrutturazione importante. Sì, sì, una ristrutturazione, diciamo, quasi totale, e sono certificati proprio ISO 9002 e tutto quello che viene dietro, e hanno anche le certificazioni, ma sono obbligatorie però certe certificazioni quando si fa la ristrutturazione, e sono prodotti turistici che vediamo che sono molto graditi, in special modo da turisti del nord Europa. E qua sono stanze anche belle grandi, tra l'altro. Sì, su quel famoso decalogo che stavamo parlando abbiamo diciamo una metratura che varia tra non meno di 20 metri per arrivare ai 45-50 metri quadri delle suite, sicché stiamo proponendo al mercato nazionale e internazionale un prodotto turistico innovativo, cioè oggi come oggi o ci sei o non ci sei, se ci sei cerca di avere un prodotto di alta qualità, di alta gamma, e vedrai che sei gratificato economicamente.
Cosa chiedono i turisti stranieri? Voi avete un turismo anche stanziale, cioè stanziale, anche locale, veneto, eccetera, però tanti stranieri stanno arrivando e cominciano a guardare con attenzione anche a questa parte di costa. Che cosa si aspetta? Anche per il fuori stagione, perché poi noi cerchiamo sempre di, al di là dei mesi clou, di andare un po' oltre, insomma. Il turismo, diciamo lo straniero, facciamo il turista europeo che arriva dalla nostra bellissima Europa, cosa chiede? Chiede efficienza dei servizi innovativi. Chiede, che non è poca cosa già questo. Che non è poca cosa, sì. Chiede la tranquillità, chiede un ambiente sicuro, anche quando esce alla sera deve sentirsi sicuro passeggiare anche in tarda notte. E questo è molto importante perché la città di Chioggia, Chioggia sottomarina, essendo una conformazione un po' isola, riesce a contenere e autogestire anche la sicurezza, diciamo, serale. Per il momento non abbiamo neanche infiltrazioni di persone che vengono a fare, come si dice in Veneto, i bagordi. Noi riusciamo a controllare ancora questo fenomeno e vedo che i turisti stranieri del nord Europa, quando escono alla sera, ritornano contenti, specialmente quando vanno anche a passeggiare sul lungomare o andando a Chioggia, sulla Riva Vena, che ormai è diventata una cosa da non perdere, non si può non fare il giro di Riva Vena, rientrano contenti della sicurezza e della vacanza che stanno facendo, ecco. Che questo è importantissimo. Allora abbiamo visto anche queste belle strutture, tra l'altro con questi affacci a tutto vetro, dove si vede direttamente, sembra di essere quasi al mare, e strutture, ecco qua, innovative, con centri benessere, perché questo è sostanzialmente un centro benessere interno, stanze molto ampie, insomma nuove concezioni della vacanza, dello star bene anche nella struttura di ricettività, che non è cosa di poco conto. Qui vediamo anche, tra l'altro, una cosa, una sauna. Sì, questa è una sauna, sì. Sono saune di ultima generazione, poi questa mi sembra sia una grotta del sale di grandi dimensioni. Infatti. Bagno turco sul lato destro. Cioè tutto è nuovo queste? Sono investimenti del 2020, fine 2023, inizi 2024. Caspita. Diceva il Presidente, quindi ci colleghiamo subito, che la vicina Chioggia è una cittadina bellissima, veramente bellissima, che offre tanto. Che cosa offre principalmente? Tra l'altro un'estimatrice di Chioggia, perché è anche bravissima, ha fatto le immagini, no? Sì. Quindi diciamo, anche un plauso per aver girato in tutti i modi possibili. Per voi, esatto. le immagini, sì. Grazie. Chioggia è ricca di storia e di cultura. Io volevo cominciare a parlare della Torre di Sant'Andrea, che non so se tanti conoscono, e del suo orologio. Non credo che tanti la conoscano. No, secondo me. Allora andiamo nel centro, qui è bellissima. Questa andiamo è nel centro storico proprio. Questa è la Torre di Sant'Andrea, situata nel centro storico di Chioggia, con all'interno l'orologio da torre più antico al mondo. Questa è una torre che prende il nome dalla chiesa vicino, che è la chiesa di Sant'Andrea, però è stata costruita molto prima, lo si nota dai materiali utilizzati, dalla trachite dei vicini Colli Eugani. Questo è un marchingegno di un orologio, ma quello principale è al quinto piano. È stato costruito addirittura nel 1381 questo orologio da torre. E si pensa che tra l'altro sia stato costruito dalla famiglia Dondi. Noti Dondi, che nel 1313 tra l'altro Jacopo Dondi sposò una Chioggiotta e costruì questo orologio, che inizialmente però era nell'antico palazzo pretorio, che poi purtroppo a causa di un incendio è stato distrutto, e quindi poi è stato trasferito in questa torre, che inizialmente era una torre da difesa. Un faro di avvistamento, alto sì. 30, ecco qui, questo e alto 30 metri. È l'orologio più antico? Più antico al mondo, ancora funzionante. Tra l'altro abbiamo anche una certificazione, perché nel 2005 praticamente questo primato, diciamo, lo vantava una chiesa di Salisbury in Inghilterra, sì. Il quale vantava che secondo loro era l'orologio più antico al mondo. Invece negli anni 90, facendo delle ristrutturazioni proprio alla torre, proprio in mezzo, diciamo, nelle pareti, nelle intercappedine delle pareti, si sono trovati dei documenti in cartapecora, quindi originali. Mamma mia, che fortuna! Sì, datati 26 febbraio del 1381,
dove il comune di Chioggia praticamente si raccomandava, dava mandato, diciamo, a dei lavoratori del comune a tenere in ordine e a custodire anche gli ingranaggi di questo orologio. Quindi si presume che dal 1381, data di questo documento, ci fosse già l'orologio. E infatti quando sono scesi poi questo studioso del Big Bang, tra l'altro, ha certificato proprio quindi che il nostro orologio di Chioggia è il più antico al mondo ancora funzionante, quindi questo è molto abbiamo prestigioso, un molto primato non importante. indifferente. E allora invitiamo a guardare nel sito dei Lidi di Chioggia, Esatto. oppure chioggia.org, insomma quello della città di Chioggia. Ci sono gli orari di visita? Sì, ci anche sono fine degli orari, settimana. basta Esatto. chiamare, c'è Esatto, anche un fine custode che è disponibilissimo, comunque basta chiamare. E andare a vedere questo museo verticale. Esatto, tra l'altro la torre è alta 30 metri, sono 7 piani e ad ogni piano è stato adibito un museo. In questi piani per esempio si può trovare gli ex voto, dove praticamente una volta le mamme o le mogli dei pescatori, siccome non esistevano cellulari eccetera eccetera, i pescatori partivano per il mare aperto e purtroppo a volte ritardavano nel ritornare, allora preoccupate andavano a fare delle preghiere perché i loro mariti e i loro figli tornassero sani e salvi dalla pesca. E quindi sono gli ex voto oppure ex voto per altre cose, magari per malattie, insomma, per altre esigenze, richieste. Esatto, richieste. Dopo ci sono delle riproduzioni dei principali palazzi esatto, di Chioggia, sì. che anche questo è bello. Non sempre, ogni tanto c'è un artista chioggiotto che fa proprio le riproduzioni di tutti i palazzi storici di Chioggia e li mette in mostra in questo museo. Tra l'altro nell'ultimo piano, che si accede tramite una botola, ci sono le campane e poi da lì c'è una vista meravigliosa perché siamo abbastanza alti. Vedere, non dico quello che abbiamo visto col drone perché forse il drone era molto più alto. No, era più troppo. Però c'è una bella vista. Molto, sì, e si vede anche dall'altra parte Pelestrina. Assolutamente sì, addirittura a volte si vede anche Venezia, perché in Venezia insomma il campanile di San Marco. E anche lì ci sono delle campane estremamente antiche, sì, che suonano ancora. Certo, suonano ancora, mentre l'orologio invece è messo in moto tramite un movimento elettronico, perché quello invece originale si metteva in moto tramite una serie di pesi, di contrappesi, tramite delle pietre, e quindi quello si mette in moto soltanto... Meglio preservarlo, infatti. E comunque, guarda, questa torre vale la pena vederla. Assolutamente. Però c'è anche un crocifisso ligneo in un'altra chiesa che è stupendo. Alla chiesa di San Domenico. Vicino a Ponte Vigo, in fondo. Esatto, diciamo dove si prende il Vaporetto, si oltrepassa il ponte di Vigo e si passa una lunga calle e si arriva alla chiesa di San Domenico, dove c'è un crocifisso più o meno grande 4,20 metri. È una vecchia leggenda, si dice che è stato trovato in mare. Comunque la particolarità di questo crocifisso è che sotto, diciamo, al crocifisso c'è una nicchia, si passa da dietro l'altare e lo si vede praticamente da sopra e mettendosi o a destra o a sinistra si vede proprio che cambia proprio l'espressione del viso, è molto... Quindi vale la pena dedicare è molto suggestivo perché da una parte si vede la sofferenza e dall'altra invece si vede un po' la rassegnazione della morte. Quindi è una bellissima rappresentazione, molto toccante. Molto suggestivo, molto toccante. Sono due assaggi di quello che si può vedere a Chioggia, perché in realtà ci sono tanti palazzi che ho notato anch'io, non si notano perché si è presi da quello che ci sono sotto i portici, dalla vita che si muove sotto. È anche molto bello il Museo Diocesano d'Arte Sacra, che è subito dopo, vicino alle porte di Chioggia, Porta Garibaldi, e qui c'è un'immensa vastità di oggetti proprio della chiesa, insomma oggetti molto sacri, e anche una bella collezione che ho avuto modo di vedere io di conchiglie antiche, proprio conchiglie che c'erano una volta nel nostro mare Adriatico, bellissima. Belle, caspita. Questo è il Canavena. Di cui stavamo parlando, anzi di cui parlava prima il Presidente, che è uno dei tre canali principali di Chioggia. Qua siamo al mercato del giovedì, in dialetto viene chiamato il Zioba, che è il giovedì, richiama molte persone, sia concittadini che turisti, perché è molto grande rispetto magari ad altre città.
perché la lunghezza va da Porta Garibaldi, per intenderci, fino a Piazzetta Vigo, quindi con tantissimi banchi di tutti i generi, vestiti, anche alimentari, insomma. E viene tenuto anche d'inverno e anche d'estate? Tutti i giovedì, tranne magari se c'è qualche concomitanza di qualche festa, magari viene saltato, però questo per esempio era il 25 di aprile, proprio di quest'anno, c'era una giornata stupenda e richiama veramente anche tanti turisti. Poi questo invece è il Canal Vena. Canal Vena, dove ci sono sempre più bei localini, sì, per i giovani. Ci sono molti bacari, diciamo così, è un po' rinata, diciamo, quella zona lì e ripeto, questi sono uno dei 3 canali, c'è il canale, insomma, e tanti punti anche, è bello anche il ponte di Vigo, che è quello, non so se si vede qui, che si vede, è il primo ponte che si vede arrivando dal mare e lo chiamano anche il balcone della città, proprio perché è quello più bello, costruito con le pietre. È un affaccio bellissimo. Esatto, quando si arriva dal vaporetto si ha questo ponte bellissimo in pietre d'Istria, quindi... Allora, siccome ce lo chiedono anche i nostri telespettatori, ci sono delle tipicità enogastronomiche anche dal punto di vista dei dolci che sono tipiche della zona? Sì, abbiamo la torta per esempio alle carote, la torta al radicchio, poi ci sono le Perché c'è il famoso radicchio di Chioggia quando è stagione. Chioggia, poi ci sono noi le chiamiamo le bissiole, che sarebbero le bisce, diciamo, sono dei biscotti particolari dolci fatti a forma di S. Anche il pane, abbiamo tanti tipi di pane buono, insomma. Poi oltre, diciamo, alla fase di panifici, quelle cose lì, di torte, di dolci, c'è anche la pescheria che tanti conoscono, la pescheria di Chioggia, che fornisce pesce fresco tutti i giorni, tranne il lunedì che è chiuso. Insomma, abbiamo una bella varietà. Infatti vale la pena, anche se è una moda, di andare a fare un po' qualche spesa in qualche negozio, in qualche bottega e trova delle cose particolari, buone, tradizionali, tipiche. E c'è il pane con la cioccolata. Pane con la cioccolata, anche pane con l'uvetta, oppure c'è quello con il pane al latte, diciamo, con lo zucchero sopra, che... Sono cose della tradizione, però a chi va come turista piacciono, piacciono assaggiarle. Sì, anche i bussolà, che tanti magari conoscono già, i bussolà Chiogiotti, che sono quelli rotondi. Non tutti li conoscono. Non tutti li conoscono. Allora è un'occasione per venire ad assaggiarli, a provarli. Ad assaggiare però anche prodotti ittici, Presidente. Sappiamo che lei è anche un bravo appassionato chef, ce l'aveva raccontato in ere passate, che prepara delle straordinarie ricette. E ci sono le ostriche a Chioggia? O qualcosa del genere? Sì, allora l'ostrica, diciamo, dell'Adriatico è un'ostrica particolare perché è l'unica che è nata spontaneamente in Europa. È nata sul mare Adriatico. Eccola qua. Ecco, si vede, sì. È l'Ostrea edilus. È stata, diciamo, l'abbiamo lavorata e prodotta e commercializzata ancora nell'antico 1300, come stava parlando prima la dottoressa Pinelli. E dal 1300 dovete pensare che fronte proprio al mare Adriatico, a partire dalla parte più settentrionale, che arriviamo quasi, diciamo, un po' prima di Trieste, e arrivare fino sulle Marche, in mare, circa un paio di miglia, esisteva una barriera di ostriche larga 30 metri e alta 7 metri, che era come un muraglione. Addirittura. Infatti qui le vediamo proprio per la commercializzazione, sì, quindi non solo proprio... Questo muraglione riproduceva in continuazione per centinaia di chilometri, perché arrivavamo fino in Umbria, Marche e Umbria, arrivavamo fino giù, dove venivano commercializzate, però con una commercializzazione, diciamo, a bassa intensità, diciamo, perché nel 1300 immaginate voi come si poteva avere una produzione industriale. I Chiogiotti hanno inventato il famoso ostreghero, vuol dire che hanno cominciato ad avere una produzione più intensiva di pescaggio e hanno cominciato a collaborare con i papi, allora non c'era neanche ancora, mi sembra, il Vaticano, però i papi erano i maggiori consumatori di ostriche in Europa.
Vuol dire che in tutta Europa non conoscevano cos'era un'ostrica perché non esistevano. Quelle che voi vedete adesso in commercializzazione, anche quelle francesi, non sono originarie francesi, l'unica ostrica è la nostra. I papi, con il loro sistema di comunicazione religioso, anche di spostamento e di diplomazie, hanno diffuso l'ostrica in tutta Europa. Sicché da Chioggia venivano a prendere le ostriche anche dalle Marche e venivano commercializzate tramite il sistema dei papi. Fino al 1700-1800 circa, quando Giuseppe Olivi, un nostro concittadino, Giuseppe Olivi, l'abate Giuseppe Olivi, che poi è stato anche socio onorario dell'università qui di Padova, è morto giovanissimo, lui è stato il padre fondatore dello studio della biometrica marina. Vuol dire che lui ancora a quei tempi ha scritto nel suo libro l'esistenza di questa barriera, diciamo, di ostriche e della loro particolarità di queste ostriche. Purtroppo con la pesca intensiva oggi non esiste più quella muraglia di ostriche, è sparita. C'è un progetto del PNRR di ripopolamento e di reinserimento delle ostriche nel mare Adriatico. Un esperimento stanno facendo. Ma è vero che le ostriche sono questo tipo anche di ostriche, sono considerate ingegneri dell'ecosistema? Sì, sono ingegneri dell'ecosistema, uno perché loro nascono sopra altre strutture precedenti, per esempio rocce, barriere coralline o eventualmente anche dei letti di ostriche, diciamo, che ormai hanno fatto il loro giro, sono magari morte, loro riescono a riprodursi e a ricreare l'habitat, oltre che a filtrare circa 200 litri d'acqua marina al giorno, sicché creano prima una barriera anche per, come si parlava prima, dell'erosione, perché avevamo una barriera sommersa che ci difendeva dalle onde, e due, purificava in continuazione il mare. Assolutamente, qui vediamo delle immagini bellissime, sembra quasi di essere in zone particolari, tropicali, eccetera. Invece siamo sulle tegnue, cioè proprio Chioggia. Tegnue di Chioggia, sì. Tegnue di Chioggia sono il fiore all'occhiello del nostro comune di Chioggia, grazie a Piero Mescalchin, che è stato il primo, diciamo, sostenitore per la creazione di una zona di tutela biologica ancora nel 2002. Poi, sempre con la collaborazione di Piero Mescalchin, è diventato un SIC, un sito di interesse comunitario, e poi è diventato nel 2022 è diventato anche un sito di interesse, diciamo, di riproduzione. Però nel 2024, sempre tramite la spinta forte di Piero Mescalchin, il comune di Chioggia ha preso in capo, diciamo, lo studio fatto da Piero Mescalchin in collaborazione anche assieme alla Regione del Veneto. Stiamo preparando la documentazione per presentarla all'ICOMOS, che è l'organismo che controlla e fa tutti gli esami per dare poi il parere favorevole per diventare, sempre tramite poi l'UNESCO, sito di interesse mondiale protetto. E sarebbe il primo, questo è un vantaggio sempre di noi chiogiotti, sarebbe il primo al mondo, sarebbe un sito marino, il primo al mondo a essere riconosciuto dall'UNESCO. Quindi come patrimonio UNESCO naturalistico, che sono delle immagini bellissime, però sono anche dei colori straordinari, uno non riesce neanche a immaginarsi che, eccolo qui, che nei nostri mari, vicino anche alla costa, nella zona, ci siano degli insediamenti di queste rocce dove creano degli ecosistemi straordinari. E dove si trovano in modo particolare queste tegnue? Per te che sono delicatissime, sì. Ecco, non è che si... Allora sono tra i 3 e i 6 miglia distanti dalla costa di Chioggia. Quelle più importanti, sostanziose, che meritano proprio di questa identificazione, diciamo anche tutti questi pregi che vi hanno dato, sono quelli di Chioggia, perché sono quelle più consistenti, più importanti, più grandi, e hanno una conformità a cerchio, proprio una cosa veramente incredibile. Poi ce ne sono anche altri di piccoli, ma sono dei affioramenti che però non riescono a avere il valore che può avere queste delle tegnue di Chioggia, ecco.
Quindi sono tuttora protette, preservate anche per il discorso di passaggio dei mezzi, anche di visita stessa da parte dei sommozzatori, c'è una tutela? Sì, c'è una tutela perché quei 3 passaggi che sono stati fatti da zona di tutela biologica, poi arrivare anche al SIC, sono protette, non si può pescare sopra, non si può ormeggiare i natanti perché altrimenti si spacca tutto, però il colpo finale è quando entriamo dentro il patrimonio dell'UNESCO, quello ci identifica su una maniera incredibile. Ma non avete paura di questo? No, noi siamo convinti perché chi ama il proprio territorio, chi sente vivo dentro di sé l'amore per il proprio territorio riesce a esprimere anche grandi personalità, come si parlava prima di Giuseppe Olivi, un chioggiotto che amava il mare, è riuscito a fare dei lavori scientifici incredibili, ma non c'è solo Giuseppe Olivi, ma Chioggia ha sfornato tante persone molto importanti, però sono tutte persone che hanno sempre amato il loro territorio e la loro terra, e amare la terra vuol dire avere anche un'intelligenza che si sviluppa per diventare qualcuno, per diventare importante. Chi invece vive di mode, vive di qualcos'altro, è chiaro che non ha la strada molto lunga. Chiedo qualche altro minuto alla regia perché sono veramente delle immagini bellissime, farle vedere ai nostri telespettatori, possiamo rubarci ancora un po' di tempo perché ne vale veramente la pena. E eccole qua, vedendo queste cose, ha avuto modo lei direttrice di andare a vedere queste cose direttamente? Bisogna essere dei sub? No, bisogna essere dei sub bravi anche. Io volevo dire che quando mostriamo queste immagini anche nelle fiere che facciamo di promozione della città, molti turisti pensano di aver sbagliato, come si suol dire, canale, di essere ai Caraibi, no? Guarda che robe bellissime. E invece siamo nella località di Chioggia. Tra l'altro la parola tenue volevo dire che ha un significato in dialetto chioggiotto, significa proprio tenuto. Trattenuto, in quanto i pescatori, diciamo, quando arrivavano nei paraggi e buttavano le reti per pescare, queste reti venivano tenute, diciamo, da questo reef naturale. Sì. Quindi con formazione rocciosa, ma ci sono anche dei coralli. Dei coralli, e sembra di essere ai Caraibi, invece no. Ma queste sono specie che non sembrano neanche autoctone. Sì, esatto, invece non sembrano, invece lo sono. Infatti tanti quando vedono dicono: ma qui abbiamo sbagliato stand, non è quello di Chioggia, ma siamo nei Caraibi. Zona di tutela biologica, protetta, e noi insomma... Ne siete orgogliosi? Siamo orgogliosi. No, ma infatti sono veramente delle cose che ogni volta che si vedono ci si stupisce, ma anche per la brillantezza dei colori, nonostante possa sembrare che quella zona non sia così, che abbia questa profondità e questa vivacità di colorazione, no? Esatto, perché... purtroppo a volte si pensa che la nostra zona sia magari... non so, che il mare non sia bello, però non dipende dalla natura, c'è l'alta marea, la bassa marea, e dopo purtroppo ci sono anche i fiumi, che è il discorso che si faceva prima, che anche a monte però poi si inquinano, non solo per colpa del brutto tempo, dei rami, eccetera, eccetera. Qui c'è da fare anche un esame di coscienza su chi ambientalistico. Dopo, a monte, diciamo, sui fiumi poi inquina, quindi... non possiamo poi lamentarci del mare se è pulito o sporco, insomma, dobbiamo anche farci un autoesame di coscienza. Esatto, continuando a vedere queste immagini, che chiedo di vederle perché vale la pena, Presidente, a questo proposito, la commistione dell'acqua dolce con l'acqua salata ha anche favorito proprio queste ostriche di cui lei parlava prima in passato, sì, e favorisce anche proprio questa fauna marina che è del tutto particolare, no? Con queste correnti. Sì, sì, proprio i fiumi. Il fiume Brenta Adige ha favorito lo sviluppo di tutto questo mare che vediamo, perché porta quegli alimenti che servono proprio alla riproduzione. Le nostre barriere, diciamo, io le chiamo barriere perché sono proprio barriere coralline, non sono proprio di coralli, ma sono fatti da un'alga rossa, che l'hanno fatta vedere prima, che è però della famiglia corallina e che è riuscita a sviluppare col tempo questo tipo di formazioni. Si vede qua, eccola qua. Bellissima, mamma mia, proprio sono tutti animali, difatti Giuseppe Olivi li studiava e riusciva a capire le misure di tutti questi animali marini e li catalogava. Sì. Sono capesante che... Ma dai! Capesante, sì. Sono capesante, sì.
Sono E questi sono i subesperti, naturalmente, perché bisogna avere un minimo, insomma, perché non bisogna mai toccare niente, eccetera, ma loro stanno facendo, sono degli studiosi. E qui vediamo invece, no, questa deve essere una medusa. Sì, questa è una medusa, sì. Infatti, che è proprio molto bello. Tra l'altro ricordiamolo, finendo di vedere queste immagini, che vale la pena di godercele fino in fondo, che comunque in mare ci sono delle bellezze straordinarie, poi se si ha l'opportunità di andare quando il mare è limpido e calmo, che tendenzialmente è d'inverno, si capisce perché, perché d'estate magari anche sarà l'acqua più calda, ma la spiaggia ha delle proprietà anche salutari eccezionali, no, direttrice? Sì, infatti la nostra sabbia proviene, diciamo, tramite i fiumi dagli Dolomiti, e quindi ha delle principali caratteristiche di minerali, ha la quarzite che attira il sole, è proprio un dato di fatto, a sottomarina ci si abbronza anche di più. Oltre al fatto che fa bene respirare, fa bene a respirare, perché è molto anche iodata, consigliata dai pediatri o dai medici di famiglia, proprio come cura, diciamo, anche per chi ha problemi di respirazione o asma, insomma dei problemi particolari. Tra l'altro anche quest'anno abbiamo ricevuto la bandiera blu 2024 e attendiamo anche quella bandiera verde, che è quella dei pediatri italiani, che riconoscono la zona, diciamo, a tutela di famiglia e di bambino. Quindi... Bene. Allora direte grazie dottoressa, grazie anche a lei Presidente, grazie a voi telespettatori, insomma ci siamo immersi veramente in questi colori eccezionali, in questi profumi, perché anche il profumo dell'aria iodata, delle alghe, dell'acqua di mare, del fritto, del pesce fritto, poi vi racconteremo in altre puntate tante altre belle sorprese, fanno veramente staccare con la realtà, ma la realtà che vi abbiamo raccontato la potete toccare con mano, perché è veramente a 2 passi da noi, facile da raggiungere, è veramente vicinissima e fa tanto bene allo spirito e alla salute. Detto questo, io ringrazio i nostri ospiti che torneranno in questi lidi fantastici, ringrazio anche voi di averci seguito, vi lascio